Buonasera a tutti ragazzi, quindi aggiornamenti per quanto riguarda i terremoti ragazzi, quindi diciamo che ho controllato sull'Ingv e quindi ancora nel Tirreno meridionale ci sono un sacco di scosse ragazzi, quindi dove sta il Marsili, quindi diciamo che le cose non stanno tanto bene. In effetti c'è stata una alle 8 di stasera, 1,8, poi alle 17.39 2,4, poi 17.32 2,8, quindi 2,7 alle 5, quindi diciamo in effetti che ci stanno un sacco di scosse nel Tirreno meridionale. Poi un'altra volta è incominciata la serie di scosse Amatrice, 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 poi Amatrice. Diciamo che le scosse ultime sono tutte quante collegate a Matrice e Tirreno meridionale, quindi più o meno 1,8, 2,7, più o meno non sono scosse chissà che, però ci sono, quindi ma poi ci sta una a Macerata, poi Macerata, Macerata, anche a Macerata ci sta un po' di casino, quindi Macerata, poi Norcia e in provincia di Perugia come da 3 giorni. Ciao Domitilla, buonasera. Quindi poi ci sta stamattina Costa Ionica Cretonese come al solito, quindi in effetti questo è ragazzi, quindi più o meno Stretto di Messina, quindi diciamo che le ultime scosse sono tutte quante Tirreno meridionale. Ciao Vittorio, buonasera, ciao Avvocatella, buonasera, quindi sono tutte più o meno collegate Tirreno meridionale, Amatrice, sì, Amatrice, 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 Perugia poi. Quindi perlomeno tutte queste qua in Italia stiamo con tutte queste qua sono. Quindi è sempre la stessa storia. Poi voglio vedere sull'SMC perché l'ho aperto adesso, quindi un'ora fa, un'ora e 25 minuti fa c'è stata una scossa di terremoto di 5,1 a Taiwan, quindi stiamo proprio inguaiati tutti quanti. Poi ci sono state altre scosse a Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Taiwan un'altra volta. Sì, sì, gli alieni, sì, sì. In effetti poi alle isole Fiji, poi ci sta in finale, quindi è sempre lo stesso. Quindi Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, comunque diciamo è sempre così. Quindi diciamo che queste sono le scosse, diciamo, sia nel mondo che in Italia. Quindi in Italia dobbiamo fare attenzione mo, al Tirreno meridionale, anche perché diciamo sta nella parte, diciamo, dove sta il famoso Marsini. Infatti ho visto, sì, proprio di fronte, proprio a Cosenza, quindi sta proprio lì. Quindi dobbiamo fare massima attenzione. Quindi diciamo che è meglio se arrivano gli alieni. Oggi il cellulare è impazzito, quindi nulla, non ho potuto fare la ripresa degli alieni, quindi secondo me mi hanno fatto il telefono. Quindi secondo me saranno stati gli alieni, ragazzi, mi hanno fatto il cellulare. Sì, sì, questo ha detto questo ci becca, allora mi hanno bloccato il cellulare. Però è così, ragazzi, quindi diciamo che... Ma no, non sono stato loro, no? Ah, mi devono rapire. Grazie, tu ti sembri molto gentile, tu, ma ne rapisci proprio. Perché non vanno da avvocatello, no? Si pigliano avvocatello, no? Facciamo cambio. Sì, pure avvocatello. Avvocatello, stai inguaiato. Mi capisci tu, eh? Vabbè, ma pure Domitilla, capisco che è sarda, però il napoletano a finale lo capiscono tutti. Anna piglia proprio a me allora, quindi vabbè, tanto più alieno di me non ci sta nulla, quindi non cambia nulla. Fai il valigia già, avvocatello rimane con te, vabbè, va caso allora. Mamma mia, Francesco non ci sta, secondo me stanno tutti mangiando, Diego pure, il ragazzo non ci sta, secondo me stanno tutti in cucina. Lupus neanche, vabbè oggi è sabato, però quindi
è anche giusto che stanno, sicuramente si stanno scassando. Sì, sì, così evitiamo la fine del mondo. Ah, sono evolute, grazie, devo dire, grazie. Quindi sto più avanti, diciamo. Più avanti nel senso che sto all'ultimo piano, quindi sto più avanti. Ha più saggio. No, sto all'ultimo piano, domani metto il ragù. Avvocate, fate dei film, sì. Fate dei film, avvocate, non si discute. Sui film, sì, avvocate. Puoi stare aggiornata sui dolci, puoi stare aggiornata su quello che vuoi, ma per i film no, avvocate. I film non ne artatori. Perlomeno per quanto, per quanto riguarda fantascienza, horror e paranormale, no. Uno toast, sì, 1900 allora. Se ha detto uno toast, mi manda 1890. Qualcuno ragazzi sa del primo film di horror che è stato fatto al mondo, che anno era? Capace come un umano. Se qualcuno gentilmente può fare una ricerca veloce, primo film horror che è stato girato pure in bianco e nero. Ah, là, 1922. Sì, fiero, avvocato. No, secondo me Domiti avrà un vocabolario, non lo so, un'enciclopedia, DVD, no, DVD no, perché sono vecchi, quindi videocassette. Lo sai? Allora, mandami il primo film di horror paranormale che è stato girato in Italia e nel mondo. Sì, VHS, cassette. No, no, ma tenere proprio la costanza di trovare film che neanche pensavo esistevano. Sai, io gli mando i video e te vai di cantare, se no, questo non è buono. L'esorcista non va bene. E in serie TV, mo ci sta l'ultima serie TV, Strange Things, che la stanno facendo su... però quella va vista in streaming, pure bella, eh. Ci sta Vampire di Aries, ci sta un sacco proprio. No, è 1900, finale. Eh sì, Blu-ray sì, però mo con internet, a voi Alessandro pure se ne è perso tutto quanto. Quindi diciamo che stanno tutti quanti in giro, quindi stasera non si scassano. O già si stanno scassando a tavola. 1896, guarda, avvocate, se non manda sto film si è esagerato. 1896. Wow, manco un nonno era nato. Non è capace, come dico, quello me lo manda. Infatti tengo paura proprio. Roverei. No, forse il cellulare, no. No, sembra normale, no. Pochi capitano poco scombinate, però sto normale, no, no. Credo di stare normale, no. Ciao, avvocate. No, no, normale, normale. Diciamo che questo cellulare qua, quest'altro qua, questo è quello là che è uscito pazzo, diciamo, che non va bene, quindi lo devo buttare. No, sto normale, ragazzi, quindi non sono un po' i capelli ingrifati qua, però è normale. Li devo tagliare un po'. A rasare. Li ho solo rasato nei lati e quelli rimasti alti. Però sto a casa, quindi senza gelatini e nulla. Normale. Un pizzetto, normale, quindi non cambio, ragazzi. Quindi qualcuno dice, no, ma chi è quello? Sempre lo stesso. Che è successo con la live? Non lo so, Vince. Perché? Che era successo? Un lupo? Perché Enzo? Che era successo? Non l'ho letto.
Allora, no. In effetti era terminata, vince. Poi non lo so. Perché che era successo? Ogni tanto la linea pure qua va, viene. Stiamo aspettando a Francesco, ma non viene. Lupus non viene, quindi ho detto secondo me già stanno scassando e tutto, quindi già stanno mangiando. Il cellulare qua è partito, questo qua che faccio la diretta, non ne vuole sapere. Quest'altro qua peggio ancora. Quindi mi è rimasto questo che sto facendo la diretta, mo. Che è successo, Enzo? Non lo so. Io ho visto i commenti vari, poi non lo so. Ma no, oggi no, no, l'ho acceso poco fa, vibra lo schermo di brutto proprio. Si muove solo lui. Pare che qua ci vuole l'esorcista, cioè, è indemoniato, non lo so. Balla da solo lo schermo, si fa verde, giallo, boh, non lo so. Secondo me l'ho letto su internet, secondo me la scheda video è partita proprio, quindi secondo me è saltata proprio. Sì, sì, è finita Enzo, sì, quello è un video che ho fatto così a computer. Questa invece è la diretta finale, no, no, è terminato quello. Stavamo parlando dei vari personaggi. Diego, il ragazzo che non si sente, quindi o stanno mangiando. O non lo so, quindi può darsi pure che sabato giustamente stanno scappando. Quindi diciamo così. Quindi diciamo che a livello di terremoti, ragazzi, sempre le stesse parti. Quindi secondo me il Tirreno meridionale qua fa paura perché comunque che ti hai mangiato? No, stasera leggero, grazie. Pollo e insalata. Però tengo fame. Quindi è meglio se in live non arriva Francesco Lupus, se ne è peggio. Poi incominciano a dire domani è domenica, che cosa mangiamo? Che ma fa? Un ragù, la parmigiana e cose, e poi c'è un cam. Quindi è meglio se non arrivano. No, stasera ci siamo mantenuti leggeri, niente pizza, niente. Pollo e insalata. Pollo arrostito poi, eh. Quindi speriamo di poi che riusciamo a pigliare sonno. Sì, sì, grazie. Secondo me. Guarda, più volte ho pensato una cosa, no, grazie. Diciamo come si chiamano là, i 5 buchi sulla pancia che ti fanno il bypass gastrico là. Ho detto mi sa che me lo vado a fare, così posso mangiare e dopo non ingrasso più. Secondo me vale la pena. Se l'ha fatto un mio amico, guarda, in 4 mesi ha perso 42 kg, zuppa di cereali. Ci vuole una caccavello però. Si è fatto questo, non si è fatto il bypass gastrico completo, si è fatto quello mini bypass. Compare, vince. Sì, sì, no, si è fatto questo 5 buchi sulla pancia in effetti. Poi una settimana di degenza e poi diciamo si dimagrisce proprio fortemente proprio. Quindi secondo me sarebbe la soluzione adatta. Poi l'ho visto già adesso che sta mangiando, quindi mangia e non ingrassa, secondo me sarebbe proprio l'ideale. Poi ho visto che qua lo fanno pure a Salerno, non costa tanto, mi pare 500 euro costa. No, no, questo in effetti non è che il palloncino, è proprio che, non so, una resezione dello stomaco proprio, quindi diciamo che non assorbe più il mangiare, questo è, perciò dimagrisce. No, lei si è fatto il palloncino, Platinette, quello che dici tu, questo invece no, questo è proprio tipo un intervento chirurgico vero e proprio che collega la parte dello stomaco direttamente, diciamo, all'intestino, quindi in effetti come mangi vai al bagno in effetti, quindi non passa attraverso lo stomaco e quindi poi non, giustamente non passando per lo stomaco non ingrassi. Perdi le sostanze nutritive, questo è il guaio, quindi poi dovresti fare una cura, diciamo, per le vitamine in effetti, perché giustamente poi passa tutto quanto, cioè non passa per lo stomaco, quindi le sostanze nutritive zero. Però ho perso 42 kg in 4 mesi, proprio diventato magro e mangia come che, mo.
Quindi secondo me per noi sarebbe proprio... Sì, sì, ma a finale non sono tanto grosso, quindi è meglio fare la dieta normale perché tante volte secondo me porteranno problemi perché giustamente vitamine per tutte le perdi, quindi ti devi pigliare l'integratore, ti devi fare questo, devi fare questo. Secondo me è vero che adesso perdi peso, però poi a finale secondo me saranno problemi poi, quindi è vero che mi capisci, però poi incominci a perdere il calcio e ferro, tutto questo qua va a finire che poi succede un casino a livello, diciamo, di tutto il corpo, quindi è meglio fare la dieta normale, anche se è tosta. Brava, Sì, sì, in effetti per, diciamo, per le vitamine questo sta prendendo tipo delle pillole, queste cose, eh, però è dimagrito la verità. Però meglio sta così, non da retta, è meglio che mangiamo, non da retta. Avvocatella va a dolce, io vado a salato invece. Grazie allo stesso pure va a salato, quindi mangiamo di meno, quindi non è un problema. Oh no, avvocate, che dolce mangiate stasera? Avvocatella è diventata la signora delle torte. Furono sempre torte, avvocatella. Francesca, sono tutti scomparsi oggi. Avvocatella, se ci sei fatti un colpo, batti un colpo, a me pezzo avvocatella. E mi pezzo a Vincenzo, e mi pezzo a Francesco, e mi pezzo a tutto quanto. Secondo me sono scomparsi tutti quanti, sono andati tutti a mangiare. Ma io stavo scherzando. Giuseppe non ci sta. È asciutto. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto, ci sentiamo dopo. Stecca Enzo, ci sentiamo più tardi, quindi la diretta vediamo se lo becco stufo qua. Tanto una volta l'ho beccato già, quindi però lo vorrei beccare con la diretta proprio, quindi diciamo lo vorrei afferrare meglio. Però vediamo come va. Sì, 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 sì. In effetti lo devo beccare, quindi diciamo direzione. Adesso è saltato un'altra volta. Vabbè, dai, ci sentiamo ragazzi. Ciao Domitilla, ciao Avvocatella. Ciao Frasia, buonanotte, ciao a tutti. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao Domitilla.